voglio fare questo scherzo di Osvaldo Langella, perché è molto carino. Chiama mia cugina Miriam, che si sposa l'11 agosto al ristorante Villa Cupido, Bosco Tre Case. Digli che siccome un tuo parente deve sposarsi, lo stesso giorno dovete disdire la prenotazione. Se riesce questo scherzo, stiamo proprio a cavallo proprio. Aspetta un attimo, fammi fare un numero. Come si chiama? Come si chiama? Miriam. Siamo del ristorante Villa Cupido. Speriamo che risponda, che è bella. Sta chiamando. Pronto? Pronto, mi scusi, parlo con la signorina Miriam. Sì, chi è? Salve, signorina Miriam, siamo del ristorante Villa Cupido Bosco Tre Case, dove lei ha prenotato il matrimonio. Sì, ditemi. Senta, mi scusi, io mi dispiace molto, la chiamo perché in pratica è successa una cosa un poco fastidiosa, sicuramente a lei non piacerà. Allora, Che è successo? in pratica ci sta un parente, un nostro parente, un americano, in pratica questo, vabbè, andò a lavorare in America nell'80, si è sposato con un'italiana, è tornato qua e per forza ha voluto fare il matrimonio nello stesso giorno in cui lo fate voi. Allora, io mi voglio assicurare che voi il matrimonio lo dovete fare l'11 agosto. Sì. E Kiss praticamente si è fissato e lo vuole fare anche lui l'11 agosto. Ora, Quale fosse il problema? Fatemi capire. il problema è che o si fa un matrimonio vostro o si fa un matrimonio suo. A questo punto, essendo che questo è un nostro parente, non ci potremmo dicere che no. Allora, signora, Ecco. se possiamo spostare il suo matrimonio, lo spostiamo. Cosa? Sì, no, sì. come si fa? Signora, allora non ci vuole niente, noi lo spostiamo il 15 di agosto e siamo tutti più contenti. L'unica data che abbiamo è il 15 di agosto. No, e come si fa il 15? Ma avete capito come ti metto a fare una tarantella? Cioè, ma questa è una cosa di poca serietà e poca professionalità. Cioè, noi stiamo andando ogni mese a fare una conto, ogni mese, ma bene quando me ne è uscito con la piglia e spostiamo il matrimonio. Cioè, ma avete capito che tarantella mi da mettere a fare a me? Cioè, di poca serietà, non esiste proprio una cosa del genere. Signora, io mi sposare l'11 agosto e non si discute. Signora, scusate un attimo. Allora, noi facetemi parlare con Don Luigi, era stato lui. allora, signora, Don Luigi in questo momento è andato a comprare dei carciofi, sta un attimo fuori. Signora, statemi a sentire. Che carciofi? Il nostro, e se muovi già, ma che ne abbiamo fatto un ristorante, fortunate, capito? Allora, signora, però fatemi parlare un attimo perché io sono più arrabbiato di voi, perché dovete sapere. No, non mi interessa proprio niente, state facendo il ballo cosciato, perché stai malamente. Signora, scusa, allora. Secondaria? No, non mi interessa, io devo sposare l'11 agosto. Allora. Punto, non si discute. Dicete al suo parente un gusto, che si sposi il 15. Perché ne cercate di sposare con forza. No, non mi interessa, è di poca serietà. Signora, scusatemi un attimo. Scusate, intanto un attimo solo. Allora, scusate, hashtag poca serietà. Perché? È vero, signor. Però vi dico una cosa, siamo disposti, perché ho parlato con la direzione, ho parlato pure con Don Luigi. Siamo disposti che se lei cambia data e si sposa il 15 di agosto, noi mettiamo a disposizione, signore, però attenzione, perché questa è una bella cosa, mettiamo a disposizione un cavallo e una carrozza. No, voi mi potete pure tenere i cavalli alla carrozza e pure a merda che caccia nella cuccia, scusate Rotari. A me non mi interessa, si sposi qui il 11 agosto. Ma vedete come vado a organizzare? Vedete come vado a fare? Perché così non faccio da sci tutta la zangarama che sta in me. O dico già rama. Signora, non ho capito, scusa. È di querelo. Non ho capito, signora, scusate, allora, io vi sto facendo una proposta, vi sto dando, io lo so che... Comunque a me questa cosa poco mi convince. Sai quando mi hai chiamato a me? Quando mi è passato a Luigi. Tanto mi può chiamato a me, perché io non mi fido, perché non so manca che chi sì, e tiene una voce poco napolitana. Uno, secondo... Signora, Miriam, è uno scherzo, mamma... Però voglio capire se perché sto cacciando Mo te lo dico, allora, innanzitutto lo scherzo te l'ha fatto tuo cugino Osvaldo Langella, ok? Allora ascoltami, a me mo sto facendo caso alla tua voce perché io ti seguo su Facebook. Bello, mi fanno fatti l'MD, un sorsetto, sti cose che mi fai fissare sopra dalle risate. Ti la devo stare mai, frate, così. Ma tu giuro stavo prendendo, io mi ho posato la macchina, stavo prendendo la macchina e stavo vedendo il cappello convinto. Maronna. Mamma mia, che figura di merda! Io non sono questa, ci idiota! Ti voglio bene perché mi
fece fare un sacco di risate, siamo pazzi. E stavolta mi hai fatto fare tu a me rosato, quindi siamo pace. Un bacio Oh, grande, veramente, auguri per il matrimonio, auguri per il matrimonio. Grazie, È il 15 agosto, se non sbaglio. No, 11, qua 15. Concerrone in vacanza, tutto quanto imbarazza, pure si tiene avanti.